Buonasera e ben chiatassa Novis, personis di 40 anni non vaccinadis, contro il Covid intubadis in terapia intensiva all'ospedale di Udin, dove che la notte passata a sonlaz sua disevot i ricovers di personis infettadis. Al resto dome un post-Covid libero in tal reparto di malattie infettivis. La situazione in peggioramento fa crescere la pressione in terapie intensivis e in che altri reparti, con la prospettiva che accoventi in new puestiete che avadin di lung le attività per tutte le patologie non le adis al Covid. Il quadri lo ha fatto a Telefriuli il direttore delle cliniche di malattie infettive Carlo Tascini, buttante le enesime clamate a vaccinarsi a cui che non lo ha intimò fatte. In Friuli Venezia Giulia sono finiti in ospedale 13 pazienti con Covid, 12 con più di 60 anni e non vaccinati. A farlo sapere il vicepresidente della Regione Riccardi, su 9.477 tamponi sfazzi sono stati rilevati 204 news infetti e è morta con Covid una femmina di 90 anni ricoverata dall'ospedale di Udin che non aveva completato il ciclo dei vaccini. A sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, intanto che sono 40 gli ospedalizzati in altri reparti. Di Friul Doc, il comune di Udin butterà una clamade a Cetagna che in Timono si sono vaccinati contro il Covid. In che sdish, alle da ora organizzare per destinare un ponte dedicato ai vaccini in sala a Iace. Sentini il scindic Pietro Fontanini. Ho intendente Salaiace, il Comune di Udin insieme con l'azienda sanitaria ha l'intenzione di fare una piccola stazione per 4 giorni di Lunche Friuli Doc per vaccinarsi. In pratica vigni in queste poste e farsi il vaccino e magari dopo la fa qualche giro per città e gli oldi Friuli Doc. È un'iniziativa per donne che anche sono in CERS e anche perché non hanno avuto la possibilità anche di fare la vaccinazione. Quindi venite a Friuli Doc e voi avete la possibilità di vaccinarsi. Asugi e contraddisce le false nuove che circolano secondo che la neurologia di Catinara ospiterà tanti pazienti ricoverati per conseguenze che arrivano dai vaccini contro il Covid. In questo momento si leggono una note di aziende dai 31 pazienti cliniche neurologiche dell'ospedale di Catinara, 20 sono plens, 2 sono doprate parate di osservazione e non fa risultati in libers, non sono pazienti con paresi de muse e neanche pazienti con risultati o complicazioni di vaccine. Non podin permettersi di importare terroristi potenziali, lo afferma il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, fevelante di Afghanistan, quando che a Kabul si incurino anche i feriti dall'attentato kamikaze che era la copata 90 persone, tra che 13 soldati americani. Il pericolo di infiltrazione terroristica, l'ha detto Fedriga, è tanto alto e alla domandata al governo di potenziali controlli ai confini. Una delegazione di cittadini afghans regolari, accompagnate da associazioni Rete Solidarie, che stamattina ha manifestato davanti alle prefetture di Pordenone, domandando un incontro col prefetto per ottenere aiutori dal governo italiano per mettere in salve i familiari restati in tal paese asiatico, in particolare femminis e fruits. Il prefetto Lione l'ha assicurato che porterà gli loro istanci al governo centrale. Traffico di bolline neri all'ultimo fin settimana di agosto sulla rete autostradale estide di Autovie Venete, che il cascomence UEA sarà un fin settimana caratterizzato per più dal quintrieso del secondo di questa estate. Da udes previsioni, tra domani e domenica, le preveduto il passaggio di quasi 300.000 veicoli. Di questi, più di 40.000 faranno entrare e barriere dall'Isert, 25.000 al Casel di Tisane. La place di Tavagnà sarà più sicura sia per i veicoli che per i pedoni grazie alle nuove sistemazioni. Sentiamo il sindaco Moreno Lirutti. Sono contento di essere stato come a Tavagnà al Chiafloc, avviando i lavori che stiamo facendo sulla place di Prampa. Lavori che ci permetteranno di riqualificare completamente la place e di rimettere a nuovo tutto il tratto di Porfido e la stessa placciute, cambiando anche l'illuminazione che renderà il posto un lavoro più accogliente.
Place di Prampara è il cur di Tavagnà, là che la Inte ha la possibilità di chiattare sia ristorazione, sia osterie, sia i negozi là che si va a fare la spesa, il pane, gli ornai, il tabacchino, eccetera. Quindi è un look là che di Tavagnà lo vive veramente in maniera intensa. Domeni Telefriuli al manderà in diretta di Listiz il congresso dell'Associazione Furlane Donadors di Sanc. Conduce l'avvenimento sarà Daniele Paroni, prin collegamento a Snufe Vinch di Sminus Pluitart, Monsignor Andrea Mazzoccato al celebrerà le Sante Messe. Il lavoro si chiapparà nelle vie es dice 45. Il presidente Roberto Flora al premierà i Donadors Storics, un grazie di cura al Vaduci Donadors per tanta fagina alla ferme Flora che ha un pensiero particolare per i giovani che condutte le pandemie non si sono smenteati di donà. Per non dismenteare un avvenimento disastroso e per visarsi le vittime con che spirito arriva il 27 di agosto del 1917, quando anche a San Sualte fu distrutte dal sclop dai depositi di munizioni e benzine di seconde armate. Andi Fevele Fabrizio Cigolotta, assessore alla cultura del Comune di Udine. L'esplosione è stato un fatto che ha colpito la città di Udine 104 anni fa, era il 27 di agosto, quando il deposito di munizioni delle seconde armate, perché Udine era la capitale della guerra e qui era il comando supremo da tutto l'esercito, da tutte le forze armate, l'esplosione è stata un'evore drammatica. Io credo che il maestro Gaetano Vinciguerra, l'autore di questo bel volume, ha fatto una ricerca e un'indagine, un'evore approfondite con bellissime fotografie dal team e anche documenti che non erano mai stati veduti e pubblicati prima. Perciò io credo che sia un volume da leggere e da studiare per tutti. E perché se settimane le dutte si torna a io di lunis a Esvote 40 e Sozzere. Mandi di Viodisi.